Diciamo che l'occasione data dalle Olimpiadi non si esaurisce nelle semplici gare che oggi ospita, ma soprattutto in quel modello, in quell'immagine che lasceremo ai turisti, non solo che stanno venendo da tutto il mondo per assistere a questo evento e che nel frattempo scoprono le nostre bellezze artistiche e culturali che fanno parte del nostro patrimonio non solo paesaggistico ma anche architettonico e storico. Il Veneto è cultura, il Veneto è identità e le Olimpiadi sono una straordinaria vetrina per mostrare questo al mondo. Le chiedo anche qual è l'impatto dal punto di vista sempre culturale che queste Olimpiadi può avere invece sui giovani della regione Veneto. Diciamo che in qualche modo le Olimpiadi rappresentano una sorta di opportunità accattivante per avvicinare e parlare un linguaggio diverso che è in grado di coinvolgere anche diciamo, il pubblico più giovane. Oggi diciamo, la curiosità di vedere le Olimpiadi può portare a visitare Cortina, ma questo significa anche aprire una nuova visione su quelle che possono essere le nostre città storiche ed arte. Cortina è sicuramente la perla delle Dolomiti, ma abbiamo anche Venezia qui vicino, abbiamo altre città che sono modello dal punto di vista turistico e culturale in tutto il mondo. Sarà l'ultima settimana olimpica qui a Cortina con ancora una volta il Veneto protagonista, poi ci saranno le Paralimpiadi. Nel periodo post-olimpico qual è l'eredità che voi avete l'esigenza di lasciare? Diciamo che non è un'identità solamente di esperienza vissuta, ma anche diciamo, un'eredità tangibile fatta anche di investimenti. Penso all'Arena di Verona sulla quale sono state fatte delle opere importanti che l'hanno resa finalmente accessibile come patrimonio non solo diciamo, del Veneto, ma che verrà lasciata all'Italia e al mondo, essendo un'eccellenza conosciuta anche fuori confini nazionali. E sicuramente porterà anche tutto un indotto collaterale, penso magari alle attività, penso alle strutture ricettive, ma penso anche semplicemente al turista che decide di scegliere il Veneto come meta di turismo, come meta appunto da visitare e da vivere.